Presentiamo il dottor Andrea Savio. Lo faccio leggendo il retrocopertina dell'ultimo libro che ha scritto, Tra spezie e spie, Filippo Pigafetta nel Mediterraneo nel Cinquecento. Il dottor Andrea Savio, dottore in ricerca e scienze storiche, collabora con la Boston University Study Abroad in Padova e con l'Università di Padova. Ha scritto tantissime pubblicazioni, ricordo quella che viene menzionata, Nobiltà Palladiana, la famiglia Godi fra Vicenza e l'Europa. Perché questo argomento? Io che sono un appassionato della storia di Venezia, se uno pensa cosa rappresenta Venezia, quella città che dall'acqua, dalla palude è emersa e si è trasformata in una grandissima repubblica che per 1000 anni è stato un centro in Europa. E pensiamo subito in questi secoli di cui facciamo riferimento, il 4 e il 500, dove Venezia era veramente un faro con l'Università di Padova e questo territorio. Quindi è interessante entrare in questo capitolo per capire come era governata, la domanda che avevo fatto al dottor Savio, e vorrei approfondire come era governato il territorio, perché tutti quanti conosciamo la storia di Venezia, la storia di grandi d'oggi, Gritti, Foscari, Mocenigo, Gritti, e grandi famiglie, i contadini, Marcello, e cosa hanno fatto in tutti gli ambiti artistici, musicali, e come quando comincia la civiltà di Villa, nel 1400 in poi, come hanno governato questo territorio? Ecco la domanda, vi lascio subito con il dottor Savio. Grazie. Prova. Si sente? Buonasera a tutti, ringrazio Aldo per l'invito e non risponderò ovviamente alla sua domanda o risponderò solo in parte alle sue sollecitazioni. È un tema complesso. Rispetto all'altra volta, quando abbiamo avuto Guido Beltramini, che ci ha parlato di temi già analizzati, già studiati da 30, 40, 50 anni, o rispetto alla prossima volta che avremo Edoardo Demo, docente di storia economica, ci parlerà di studi che hanno almeno 15-20 anni. Ecco, in questa occasione vi devo dire che le prime slide, lo vedrete, riguardano un po' di storiografia. Sarò un po' tecnico e me ne scuso, ma voglio farvi capire anche la complessità della ricerca storica e la lentezza di fare ricerca. Un libro di questo tipo, anche se fino, perché mi ha condotto in giro per tutta Europa, ma ci sono voluti 10 anni. Allora, per studiare il padovano, probabilmente ce ne vogliono anche di più, ecco, darò delle linee di interpretazione, ma anche delle difficoltà storiografiche che io ho avuto in questo ultimo anno, praticamente da novembre a dicembre scorso, dando anche i nomi di chi se ne sta occupando, i pochissimi nomi di chi sta studiando il territorio padovano. Poi le domande sono Padova, il padovano, la politica, l'economia, come si misurano? Ecco, misurare la politica, nel Cinquecento non c'erano i sondaggi, non c'erano nemmeno le elezioni, quindi è difficile dare dei giudizi complessivi, tanto più che gli studi sono effettivamente pochi. Io nei primi 5-10 minuti vi dico i problemi di Padova e del padovano senza parlarvi di Padova e del padovano, per farvi capire i problemi che ho avuto io nel studiare questo territorio. Manca uno studio sulla storia del ceto dirigente. Io sono uno studioso dei ceti dirigenti, della nobiltà, del patriziato, di alcune famiglie nobili. Ecco, per Verona abbiamo un famoso libro, qui vi ho messo la copertina, che ha cambiato perché ci ha fatto capire quanto è importante è stato studiare i ceti dirigenti, farci capire come i ceti dirigenti tra 5 e 600, c'era chi nella famiglia si occupava della terra, chi della mercatura,
chi della nobiltà, il primo figlio doveva portare avanti il sangue, quindi l'importanza del matrimonio, e chi i rapporti con la Chiesa e quindi altre carriere. Ecco, un libro importante su Verona. Su Padova manca una storia complessiva sui ceti dirigenti, quindi prima ancora di occuparci di territorio bisognerebbe studiare il Consiglio di Padova. Chi sedeva nel Consiglio? Chi sono le famiglie più importanti? Chi sono nel corso del 5 e 600? Manca, cosa che forse qualcuno stupirà, ma manca un lavoro di questo tipo. Manca una ricerca, una collana che riguardi la storia del territorio padovano. Qui ho messo in copertina la storia di Vicenza, la famosa storia rossa di Vicenza, le 5-6 volumi della storia di Vicenza, ma abbiamo altre storie di città. Qui ho citato Bergamo, abbiamo anche Brescia. Per Padova manca, pur avendo l'università più importante o tra le più importanti d'Italia e d'Europa, manca uno studio, una storia della città. Abbiamo magari dei singoli volumi sulla storia di Padova, delle monografie, però una collana monografica che si occupa di Padova nei secoli non ce l'abbiamo. Queste storie erano molto in voga soprattutto tra gli anni 80 e 90. Mancano delle ricerche specifiche sulle campagne padovane, come sono avvenute nel Trevigiano, e sui rapporti di storia più prettamente economica. Penso allo studio sul setificio e l'anificio, e qui cito ovviamente il lavoro di Edoardo Demo, di Francesco Vianello. Sulle campagne trevigiane poi c'era un strettissimo rapporto tra università, mondo universitario e mondo della storia locale, chi fa storia locale, chi vive nelle nostre città, nei nostri paesi, che va in archivio e che raccoglie per primo i documenti che possono essere utili poi anche agli storici o essere contestualizzati dagli storici che lavorano all'università e non solo. Manca una storia, ecco quello che qui è un'autocitazione, manca una storia dei ceti dirigenti, anche delle singole famiglie. Qui io l'ho detto già in vari incontri con l'Associazione Nobiliare Veneta e con i vari aderenti: difendete e salvate gli archivi, perché senza gli archivi poi gli storici non possono fare ricerca. Oggi, proprio oggi, 2020, è difficilissimo andare in archivio. Andare in archivio di Stato a Venezia, il prossimo appuntamento, grazie al Covid, è fra 3 mesi, o 2 mesi, forse, se va bene. È tutto contingentato, è difficile fare ricerca, consultare centinaia e centinaia di buste una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, capite che è impossibile. Io sconsiglio ai miei studenti all'università di fare anche ricerche molto lunghe. Cercate di andare al sodo, ragazzi. Le ricerche 10 anni fa, 20 anni fa si facevano le ricerche dal notarile, studiando le campagne, i notai, atto per atto. Ma oggi la ricerca vuole dei lavori immediati, quasi 6 mesi, 1 anno, 2 anni, quindi è difficile. Dove uno studioso come il sottoscritto, se domani mattina Francesca Di Tiene o Giacomo Di Tiene ha tempo, io posso andare a farmi la ricerca senza prendere appuntamento. Sì, è una residenza privata, ci sono delle regole, però è più facile fare ricerca. Ecco, scusate questa apertura di parentesi, ma è importante secondo me rendersi conto anche qual è il lavoro dello storico, il lavoro del ricercatore, perché magari spesso molti di voi non sanno che fare ricerca sì è raccogliere informazioni dai libri di altri, riassumere, sintetizzare, avere anche una propria idea e cambiarla nel frattempo. Io credevo che Filippo Pigafetta fosse inizialmente un anti-veneziano, invece è a favore a Venezia e anche a favore della Spagna, si muove su 2 realtà. Ero partito con un'idea che poi i documenti mi hanno portato a vedere da un'altra prospettiva, ovviamente. Ecco, ci sono delle ricerche qua, devo dire, sulle famiglie padovane, anche, sono un paio in realtà di importanti, però sono poche rispetto ad altre realtà della terraferma, in modo particolare di Brescia, di Bergamo e di Verona. Ecco, lì c'è una maggiore tradizione locale e accademica. Ecco, però ci sono anche delle cose positive del padovano, ecco, anche se c'è una scarsa collaborazione tra studiosi locali e l'Università di Padova, abbiamo delle riviste importanti che sono state importanti
Questa è Terra e Storia, Terra d'Este, che poi è stato importante per la formazione di molti che si sono avvicinati poi anche all'università, in modo particolare all'Università di Padova. Iniziato soprattutto con studi sul 5 e 600, poi negli ultimi anni, da quanto ho visto dagli indici, ha lavorato molto sull'800. E poi ci sono dei problemi di storia moderna. La storia di Padova sembra finire con la dominazione veneziana. Dopo la grande storia, l'importante storia, indubbiamente, medievale di Padova, con i Carraresi, con la Cappella degli Scrovegni, eccetera, però poi Padova e il padovano quasi non è stato più studiato. Abbiamo avuto sì studiosi, da Cessi in modo particolare, da Angelo Ventura, ma poi a parte qualche giovane studioso, io citerò a breve Andrea Caracausi, che ha studiato molto bene Padova, e poi qualcun altro meno giovane come Gianmaria Varanini, poi Gullino, che se ne è occupato qualche anno fa, però ecco, sono pochi rispetto alle altre realtà della terraferma, veneta e lombarda. Ecco, io non so se tra il pubblico ci sono degli studiosi locali di storia padovana. Ecco, io vi invito a studiare Padova e il vostro territorio, perché è importante. Io sto cominciando a dare delle tesi su questo territorio, perché molti degli studiosi, degli studenti provengono proprio da qui. Però ecco, bisogna fare i conti con una bibliografia che indubbiamente è più scarsa. Tanto più che Padova, rispetto ad altre città della terraferma, il ceto dirigente padovano viene letteralmente tagliato in due dopo quello che succede nella guerra della Lega di Cambrai. A Padova, come a Vicenza e come a Verona, però maggiormente a Padova, una parte del ceto dirigente padovano tra il 1509 e il 1516 si schiera dalla parte degli imperiali. E mentre a Verona e a Vicenza Gian Giorgio Trissino alla fine della guerra chiede scusa a Venezia e Venezia lo riprende sotto la sua ala, i padovani subiscono una dura reprimenda con numerosi anche uccisioni, vengono accusati di essere dei re di Stato praticamente. E quindi anche la storia padovana probabilmente ha vissuto la storia e la storiografia padovana non ha voluto, forse nel corso dei secoli, fare i conti appunto con la propria storia, scusate il gioco di parole. E quali sono state le ricerche più importanti sulla storia padovana che continuano ad essere importanti anche oggi? Le biografie, in modo particolare, Alvise Cornaro, in primis, Pietro Bembo, Sperone e Speroni. Ecco, delle molte biografie troviamo molti veneziani o eredi di famiglie veneziane, penso soprattutto ai contarini di Piazzola, visto che me ne sono occupato recentemente. Però ecco, molti veneziani e pochi padovani, anche questa è una cosa strana. Come ho già detto, le poche e innovative ricerche che abbiamo avuto sono state di storia economica, storia agraria, storia proto-industriale, e qui già citati Andrea Caracausi e Gianmaria Varanini. Le ricerche necessitano di profondi scavi negli archivi statali, Padova e Venezia in primis, archivi locali nei comuni. Invito anche gli assessori presenti a difendere, conservare, inventariare, censire il materiale presente nei propri comuni, perché si parte da lì. La microstoria veneta non nasce da grandi città, nasce da realtà come Lisiera, Due Ville, Bolzano Vicentino. Ecco, Lisiera e Bolzano Vicentino non sono grandi città del Veneto, però lì è nata la microstoria veneta con il modus operandi veneto all'epoca di Claudio Povolo negli anni '80. Ecco, quindi anche delle nostre realtà padovane, e poi c'è stata Este, che ha un po' raccolto i semi di queste ricerche degli anni '80. E poi gli archivi familiari, come ho già detto. In questo anno di prime ricerche la domanda è stata sempre questa: qual è il rapporto tra patriziato veneziano e padovano? Ecco,
Qua qualcuno magari mi criticherà con l'utilizzo del patriziato padovano, in realtà con termine patriziato oggi si può indicare anche quello padovano in senso lato. Se vogliamo essere più puristi usiamo il termine nobiltà o aristocrazia. Ecco, fare una storia politica, allora fare una storia economica con pochi dati, però abbiamo dei dati, fare una storia politica è più difficile, più complesso, da tanti punti di vista. Spesso noi magari dobbiamo fare una storia politica partendo dalle biografie dei personaggi maggiori, già citati, Elvise Cornaro o se no il già citato Pietro Bembo. Ecco, forse darò per molti di voi dei dati scontati amministrativi, però visto che siamo nel Padovano e lo diciamo, vi erano delle podisterie maggiori, Montagnana, Este, Monselice, Cittadella, Piove di Sacco, Campo San Piero, Castelbaldo e qui da un documento del 1591 è interessante cosa dicono proprio di Piove di Sacco, Campo San Piero e Castelbaldo: non hanno cosa alcuna o pochissima et rovinano li poveri contadini con le molte gravezze. Ecco, la domanda di Aldo inizialmente era: ma come si sta, come si vive? Ecco, ci sono delle realtà più ricche e delle realtà più povere. Ecco, per molti di voi, chi magari si è occupato un po' di lettura di storia padovana, del Gloria, ecco, questo studioso ancora dell'Ottocento, che è il primo forse grande, quello della scuola dell'erudizione, come ce n'erano in varie città, anche a Padova, il Padovano ha avuto la sua. Ecco, queste tre realtà erano considerate realtà molto povere. Sindaci inquisitori, ecco, chi scrive? È molto importante, quando lo storico trova il documento, è importante capire chi scrive. Anche noi magari oggi scriviamo tante cose, ma lo pensiamo in un momento, dopo un mese, dopo un anno. Ecco, se lo scrive un padovano è una cosa, se lo scrive un nobile padovano o un mercante padovano è un'altra, se lo scrive un veneziano, un patrizio veneziano, un'altra ancora. Ecco, che lo scriva un sindaco inquisitore che girava il territorio di tutto il Veneto per controllare com'era la situazione, questo è un indizio verosimile che poi bisogna mettere in relazione con altri documenti, con altre relazioni, soprattutto con quelle dei rettori di Padova e non solo. Poi i vicariati del Padovano, e qui Arquà, Teole Conselve, Mirano, Riago, Anguillara, ecco. Vicariati che di solito hanno un peso politico minore rispetto a quelli delle podesterie. Podesterie generalmente sono più importanti per numero di abitanti, come ruolo politico e anche militare. Alcuni dati. Qui ho ripreso in mano alcuni dati di Gullino, di altri, perché non è facile, come ho detto all'inizio. E dopo la guerra della Lega di Cambrai, che ha visto praticamente Venezia contro gran parte degli stati italiani e una parte anche degli stati europei che l'hanno messa praticamente in difficoltà, i ceti dirigenti si sono comportati in modo diverso, diversificato. Ma le confische veneziane sono avvenute in un unico senso, sono avvenute proprio nei confronti del territorio padovano. Ecco, visto che qualcosa nel Basso Vicentino, zona di Bagnolo, Nogarola, Pisani in quel momento, ma ecco, rarissimi casi. Ecco, gran parte di queste informazioni, che poi sono andato a verificare anche in archivio, provengono dagli studi della storia di Venezia, ecco, della Traccani, dell'edizione dei Traccani, quella rossa. Ecco, il 72% delle confische veneziane di tutta la terraferma riguardò proprio il territorio padovano. E quanto avevano, quante proprietà avevano i veneziani nel Padovano? E qui, sempre prendendo Gullino, sullo scorcio degli anni 30, quindi a 15 anni praticamente dalla fine della guerra, i veneziani, tanto laici quanto ecclesiastici, dovevano possedere nella terraferma non meno di 260.000 campi, di cui all'incirca la metà nel Padovano. Agli inizi del XVII secolo, nelle mani dei veneziani, in particolar modo dei patrizi, confluirono un terzo delle terre coltivate del Padovano. Sono cifre incredibili. E chi comanda il territorio padovano?
Io continuo a chiedermelo, eccetera. Quanto conta la nobiltà, l'aristocrazia padovana, quanto conta il patriziato veneziano e com'erano i rapporti tra queste due nobiltà. Ecco, mentre, ve lo dico, nel vicentino, nel veronese, dove le proprietà erano esigue, e soprattutto dopo la nascita dei beni inculti, questa importantissima magistratura, senza dubbio una delle magistrature più importanti che ha cambiato la bonifica, il modo di vedere, di pensare, di rendere quasi astronomica e astrologica, avevo letto un articolo su questo, la terra, cioè cambiare il rapporto con la propria terra, questa importante magistratura. Ecco, non ho trovato mai dei grandi conflitti. Vi devo dire che al momento, sì, ci sono dei processi, ma al momento questi conflitti, pur avendo un'enorme quantità di terreni veneziani, tra questi due mondi che si incontrano non li ho trovati. Ecco, solo gli archivi privati, però nobiliari, ci daranno la risposta nei prossimi anni su quali erano le realtà, i conflitti, eccetera. Perché lo storico poi cosa trova? Non trova le paci, trova specialmente i conflitti. Quindi bisogna poi decostruire, perché poi non è che ci fosse solo guerra, conflitto all'interno della nobiltà e dell'aristocrazia. Quindi è un continuare, costruire e decostruire. Tutto sommato, da quanto io ho analizzato finora, vedo una buona coesistenza, soprattutto nel corso del primo Seicento. E quindi com'era questo territorio? Un territorio a sud del Padovano. Qui ho voluto concentrarmi anche su realtà, visto che eravamo qui oggi, vicino a noi. Per tutto il Cinquecento gran parte dei territori fu destinato al pascolo, cito, delle greggi e la cultura dei cereali, mentre dalla fine del secolo, ecco dagli anni 90 soprattutto, si diffuse la coltivazione della canapa. Ecco, molto importante per il territorio padovano. Anche questo qua sarebbe, questo sì, un tema da analizzare. Vero e proprio frutto dell'intervento statale, quindi non un intervento di iniziativa privata, ma un intervento che partiva proprio dallo Stato. Ecco, questo rapporto privato e Stato, dopo le bonifiche, un percorso molto interessante e da studiare probabilmente qui più a Venezia che negli archivi privati. Secondo una strategia, a cosa serviva la canapa? Di integrazione verticale per le esigenze dell'arsenale, quindi per tutto quel settore che ovviamente, vedo già alcuni che se ne intende più ben del sottoscritto, e qui è stato studiato anche da Guido Candiani, che si occupa di storia della marineria veneziana, eccetera, eccetera. Ecco, la canapa. Tra piove di Sacco e Conselve si ebbe la più intensa espansione da parte dei patrizi veneziani con l'acquisto di terreni e l'edificazione di ville. Ecco, qui direi anche con la presenza di patrizi veneziani, ma anche con la presenza di nobili o di mercanti che si arricchiscono, che provengono dalle altre aree della terraferma, Bergamasco, e quindi, visto che qui siamo proprio in Villa Petrobelli, e qualche bresciano. Ecco, quindi questa integrazione di un territorio ricco che ha un'espansione fortissima di patrizi veneziani che costruiscono la propria villa. Io in questa sede non vi parlerò del ruolo della villa nel Cinquecento, perché tutti ci hanno scritto, ma tra il sottoscritto, Beltramini, Walter Pancera, Edoardo Demo, non abbiamo le idee così chiare dello scopo della villa del Cinquecento. Probabilmente gli scopi sono tanti, ce n'è qualcuno che prevale più dell'altro. Indubbiamente il fattore economico, agricolo, indubbiamente è importante, però ecco, solo gli archivi e solo i documenti e nuove analisi, nuove domande, perché la storia si fa con le domande dell'oggi non sono le domande del domani. Proprio attraverso la domanda che ci facciamo oggi, noi ci facciamo la domanda andando in archivio. Non è la semplice ricerca in sé. E poi altre realtà, Oriago, Mirano, Campo San Piero e Cittadella, furono oggetto dell'influenza veneziana per la coltivazione di cereali, del pascolo e poi di quello della gelsi bachicoltura.
del Bacco, del Cavaliere, del Gelso. Ecco, quindi una realtà che mentre nell'Alto Vicentino o nel Veronese abbiamo nell'area soprattutto della Pedemontana, poi può continuare o continua in parte nell'area del Padovano. Quindi l'area della Pedemontana, con l'importanza delle acque, è fondamentale per questo tipo di coltura. Non mi addentrerò sul tema delle bonifiche, tema delle bonifiche che è stato studiato, ecco questo sì, del Padovano, Salvatore Ciriacono, Gullino, questo è un tema studiato, e da questi studi emergono una perfetta sintonia, a parte qualche contrasto, tra l'autorità statale, tra il patriziato veneziano e le realtà delle comunità locali. Ecco, questo è molto interessante da ristudiare, ma molto interessante da rivedere nei prossimi anni. Adesso comincio a tirerò fuori argomenti di storia delle istituzioni, finirò con un po' di storia economica, storia politica. Ecco, i sindaci inquisitori che girano tutto il territorio della terraferma dal 90 al 91, poi questi fanno delle inchieste che devono dare alle principali magistrature della Serenissima, devono capire com'è la situazione, come si sta nel territorio. La domanda che ci facciamo anche noi storici, che si fanno anche i politici che magari vivono lontani a Venezia, che poi non è così lontano perché molti dei patrizi avevano proprio la villa qui, però hanno bisogno di informazioni oggettive. Ecco, noi sappiamo oggi che le informazioni non sono mai oggettive, ognuno sceglie cosa scrivere, ecco, e poi lo storico deve reinterpretare queste informazioni. Tuttavia, siccome questi inquisitori, quando girano tutti i territori, dicono il territorio padovano è stimato generalmente il più fertile di tutti gli altri. Poi continua il documento, però in questi ultimi 2 anni ci sono state tante tempeste, eccetera, eccetera. Ecco, è interessante. Io ho cercato anche di vedere se uno dei sindaci inquisitori aveva dei terreni, dei cugini qui, perché doveva giustificare questa affermazione. Non l'ho trovata, non è che si mente sempre, però ecco, è interessante questo dato, questo del territorio padovano, perché credevo che il veronese o magari alcune aree del bresciano fossero stimate più fertili, invece dicono proprio così. E poi i problemi di natura sociale ed economica, il banditismo, soprattutto nella bassa padovana o nelle zone di Cittadella, dagli anni 80, dagli anni 90, i bravi di Manzoni, i nobili locali, ma anche i patrizi, quando cominciano a spostarsi, cominciano ad avere dietro un gruppo di uomini e banditismo, però succede che qualcuno di questi comincia ad avere la sua banda, eccetera, eccetera, e poi ci sono problemi di ordine sociale e pubblico. Anche qui, quanto è frequente, quanto è importante il banditismo, quanto è grave, è difficile dare dei giudizi. Anche noi oggi, quando parliamo di criminalità, è difficile perché noi abbiamo paura, quindi magari la criminalità sta scendendo, sta scemando, o magari ci sono meno denunce, perché uno non vuole denunciare, perché non si fida delle istituzioni, eccetera, eccetera. Cioè, questi ragionamenti sono estremamente complessi dal punto di vista anche storico, politico, sociale, eccetera. Però, ecco, uno dei problemi che emerge è anche questo, che prima, negli anni 30, negli anni 40, non sembra emergere. Poi uno dei temi più interessanti che mi hanno occupato nel studiare Vicenza, Verona, e adesso avrò uno studente che lo farà per conto suo su Treviso, la storia delle fazioni, le fazioni come si dividono all'interno dei consigli cittadini, ma mancando uno studio sui consigli cittadini per Padova è ancora più difficile. Però dalle lettere dei rettori conservate a Venezia, che quindi dicono qui ci sono disordini, ci sono risse, in realtà a Venezia la paura grossa, problema di Padova sono gli studenti, l'università, lo studio e gli studenti che provengono da tutta Italia, da tutta Europa, che si divertono, anche troppo, ogni tanto c'è qualche morto, e quindi il problema di ordine pubblico è soprattutto legato allo studio. Poi però all'interno del Consiglio cittadino ci sono, come in ogni città, delle tensioni. Qui io vi devo dire che avendo studiato ben bene Vicenza e Verona,
darei un giudizio abbastanza tranchant, nel senso che Padova mi sembra molto più tranquilla dal punto di vista del ceto nobiliare. Sì, c'è qualche tensione tra gli Obizi e tra i San Bonifacio, ma sono tensioni che da quanto ho visto anche dalle suppliche, che poi vedremo alla fine del mio intervento, sono veramente poche. E nell'ultimo anno io dovevo, perché ho dovuto e dovevo concentrarmi su due realtà molto diverse, una Piazzola e l'altra Monselice, più vicina a noi. Per la prima ho avuto la fortuna di avere l'archivio a disposizione durante tutto questo periodo e quindi ho potuto vedere se c'era o meno la conflittualità nobiliare. Sì, ci sono dei processi, dei procedimenti, ma da quanto è rimasto e anche dalle tensioni che vedo noto una coesione anche politica e sociale abbastanza interessante, ma quasi non c'è tensione. Questione delle amministrazioni fiscali, bellissimo un processo di un fattore, di un gastaldo, di un riscossore dei contadini che doveva riscuotere per conto loro dei dazi e delle imposte nel territorio, e lì la giustizia veneziana, prima i contadini lo licenziano e poi la giustizia veneziana è molto dura nei confronti di questo riscossore poco serio, diciamo così. E poi, grazie agli archivi nobiliari, un tema che Edoardo Demo, Francesco Vianello, quando avevano iniziato a studiare 15 anni fa, loro avevano iniziato a studiare dagli archivi di Stato, ecco, grazie agli archivi privati possiamo trovare anche questi nobili mercanti o questi patrizi che sono imprenditori sia nello stato da mar ma anche nello stato da terra, nella terraferma, e quindi tutta la questione del setificio, dell'anificio, dei mulini, della conduzione di alcuni di questi mulini e poi di altre attività. Per Monselice invece la ricerca si è fermata per problemi proprio legati alla chiusura del Correr e quindi praticamente da dicembre scorso è chiuso e continua ad essere chiuso, quindi nemmeno prenotando. E lì avevo raccolto delle informazioni dagli inventari, perché qui veramente non ci sono ricerche del 5-600, sì ci sono dei libri del 6-700, ma per quanto riguarda la nobiltà eccetera abbiamo pochissimo. Qui era molto interessante perché lì c'era l'elenco dall'inventario, ecco l'importanza degli inventari, dei beni delle famiglie Marcello, della famiglia Duodo, dell'importanza del patrizio veneziano che appena costruita la villa costruisce l'oratorio, mentre le altre nobiltà della terraferma magari lo costruiscono molto dopo l'oratorio. Anche questo sarebbe da studiare, da capire quando nasce l'oratorio assieme alla villa. Sono più i veneziani, più il terraferma. Com'è questa sinergia e come questa visione culturale della terraferma? I restauri che fanno i Duodo nella piccola realtà di Monselice, locali della chiesa, cioè anche questo ruolo del mecenate che noi lo vediamo spesso nel Settecento nella nobiltà della terraferma, ma che in realtà qui nella realtà di Monselice, probabilmente studiandola troveremo anche altrove, ci darà altri risultati. E poi il rapporto tra il patrizio nobile il patrizio veneziano, il nobile della terraferma e la realtà locale. Ecco, io provengo dagli studi, i miei primi studi iniziali sono stati quelli con Claudio Povolo all'Università di Venezia. Ecco, quindi mi sono occupato per buona parte della mia vita di criminalità, quindi sono un po' deviato da questo punto di vista, quindi per anni ho cercato di studiare le comunità rurali, anche i primi anni delle mie ricerche proprio su questo. Ecco, per il padovano è tutto da studiare e ristudiare, però ci sono queste tensioni. Direi meno al momento rispetto a realtà come il vicentino e il veronese, perché mentre nel vicentino e veronese abbiamo i nobili del territorio, quindi che si inseriscono nei vicariati proprio del territorio, il patrizio veneziano, se non è un patrizio decaduto, eccetera, che magari viene qui 2 o 3 mesi o anche meno, soprattutto durante il Cinquecento, ecco,
mi pare di notare numericamente, anche come trend, meno queste tensioni tra realtà locali e nobiltà e patrizi superiori. Ecco, volevo finire con prima con un processetto dei contarini di Piazzola e alcune famiglie nobiliari. Ve lo leggo: tutto che si veda da impertinenzia e superfluità delle scritture vani e provati capitoli delle clarissime Morosini, tuttavia ciò che non si servino del silenzio nostro abbiamo voluto dire noi contarini, eccetera eccetera. Tra l'altro è un tipico è una tipica realtà processuale veneziana, è un tipico documento della realtà processuale di veneziana, e si nota che le tensioni sì, sono tipiche delle magistrature, non c'è quella violenza fisica che ho trovato anche in altre realtà. Mentre diciamo più violento, questo che un po' strano, perché da quanto avevo studiato nel resto del territorio della terraferma, Venezia, per capire cosa succedeva nelle comunità, per rispondere come avviene il controllo, e finiamo proprio con questo documento che aveva trovato all'epoca Claudio Povolo, un documento che riguarda Conselve, quindi ho scelto un documento qua vicino. Di solito sono i nobili che magari se ne approfittano nei confronti soprattutto delle donne, magari uccidono i poveri contadini, e poi Venezia, magari non subito, dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, interviene duramente. Caso più importante, con 117, se non erro, capi di accusa e capitoli contro Paolo Orgiano, della comunità di Orgiano, processo Paolo Orgiano, che ha dato spunto probabilmente ai Promessi Sposi. Lì abbiamo veramente il signorotto che se ne approfitta, che violenta purtroppo le ragazze e anche le vedove del posto, eccetera. Qui invece, per quanto ho visto nella realtà padovana, ecco, c'è la presenza di violenza, della criminalità, di qualche nobile locale. Ecco, però noto anche la presenza, e qui sarebbe da studiare e capire dal punto di vista socio-economico, di contadini arricchiti che hanno un ruolo importante all'interno delle comunità. Le comunità erano molto simili a quelle di oggi, c'erano delle istituzioni, non è che nel Cinquecento non ci fossero, c'erano dei decani, dei sindaci, dei vicari, oggi li chiamiamo con altro nome, il sindaco e gli assessori, ma ecco, nella povera realtà, povera in questo senso, in questo documento, realtà di Conselve, che si lamenta perché i quali si lamentavano delle molte ed insopportabili estorsioni ed oppressioni fatte a loro dai ministri di essi vicarie, quindi di questi personaggi che avevano un ruolo all'interno del vicariato. E quindi si parla, qui magari c'è qualcuno che ha lo stesso cognome, non me ne avvenga, Alessandro Ferro, contadino di Casale, il quanto contro le leggi di essa vicaria, decretate dai clarissimi capitani di questa magnifica città, 4 anni continui ha tiranneggiato essa povera vicaria. Ecco, è interessante perché poi c'è un'altra supplica di qualche anno dopo, si vede che inizialmente Venezia aveva derubricato, ma in realtà ce lo dice il documento stesso, nella parte in grassetto, qui per gli avvocati, essendo rilassato con la carta della sicurtà. Quando uno veniva accusato poi aveva questa carta della sicurtà che si poteva essere rilasciato. Probabilmente aveva un avvocato questo, se ne va a suo piacere dove più gli pare e dovendosi espedire il caso del rubamento fatto da lui con tante falsità, al presente va disseminando e protestando in scrittura, quindi ha pagato qualcuno perché lo difenda, che non intende trattare il merito della causa, quindi lui è protetto o ha i soldi per pagare degli avvocati, ma solamente far giudicare la nullità del processo
E qua è incredibile perché è la incompetenza del giudice. Mi ricordavo qualche anno fa, qualche fatto politico nazionale. La incompetenza del giudice. È incredibile come determinati anche procedimenti, che io avevo anche studiato un po' di diritto veneziano dell'epoca criminale, ecco, determinate procedure poi permangono anche nei decenni successivi. Ecco, alla fine comunque questo verrà preso, alla fine dopo qualche anno, e subirà le sue pene. Ecco, io qui vi ho dato un assaggio di storia. Come vi ho detto all'inizio, è molto complesso dare un giudizio complessivo del 5 e 600 poi di una storia del territorio padovano. È da studiare da zero, come partendo dalle realtà delle piccole comunità o delle grandi comunità, Piazzola, Monselice, e poi tutte le altre, anche queste che ci sono attorno, Conselve, partire da qui e poi ricostruire una storia sociale, politica più complessiva che arriva fino a Venezia. Grazie a voi per l'ascolto.